Da Venezia stupidamente hanno fatto questa roba dei ticket che è talmente stupida sta roba. Non le piace Brugnaro? No, se fa queste robe qua no, a parte che Brugnaro abita a Mogliano, non sa neanche come è fatta a Venezia, lo dico subito. Arrigo Cipriani, imprenditore veneziano, conosciuto in tutto il mondo per il suo elogio dell'accoglienza nel settore della ristorazione, parla senza mezze misure del primo cittadino di Venezia e delle sue idee. Più che severo va oltre la rigorosa intransigenza, risultando davvero cattivissimo con Luigi Brugnaro. Ma cosa vuole il cattivissimo? Io dico quello che penso, l'ho sempre detto, va bene. Brugnaro abita a Mogliano e Venezia non sa cosa sia. Odi e Tamo, l'incipit elegiaco con cui Cipriani professa, per contro e all'opposto, la sua stima incondizionata per l'altro amministratore, quello veneto, il presidente di regione Luca Zaia. Bravissimo, Zaia è formidabile. Già premiato come ambasciatore nel mondo per l'ospitalità d'eccellenza e appassionato testimone della cultura veneta, è lui a vedere in Zaia il nuovo condottiero di Cafarsetti. Andrebbe bene come prossimo sindaco? Vabbè, subito, subito.